Ciao, prossima svolta a destra. Nel frattempo, voyage. Dopo... Quindi compreremo tutti questa bici che è una potrella in alluminio. No. Ciao. Anch'io ciao. che è unico, ciao. Davvero? No. Vedo una testina che sbuca, forse è Un sacco. meglio che droppiamo. Lo sacra al cemento dentro i boschi senza cemento. Ciao ragazzuoli, bentornati in un nuovo video di Losaga Trace. Allora, oggi spedizione solitaria, sono a Sossano e sono qui per un semplice motivo, perché ieri sera ho ricevuto su WhatsApp questi bellissimi messaggi. Ciao Nico, come vedi sono all'opera per preparare il sostegno per la cassetta del Diario dei Boschi. Ci siamo quasi, adesso vado ad attaccare l'asta e poi ti faccio vedere il lavoro finito. Ciao. Tutto pronto. Adesso sistemo il leggio che è stato divelto da qui e così domani fissiamo anche quello. Questa che ti mando adesso è la postazione finita con il leggio che ho recuperato, così saranno comodi anche per scrivere gli appunti. Qui installeremo la cassettina. Figata, no? Sto andando su in via Boccadorno a casa di Ermanno, mi troverò con i ragazzi dei Fuori Rotta e Vado Experience per dare via ufficialmente alla terza cassetta del progetto del Diario dei Boschi. Quindi adesso vado su per di là, fa un giretto, un'oretta, perché non è che ho proprio tanto tempo oggi, devo rientrare a casa, ma non potevo non esserci, quindi salto in sella e se vediamo dopo. Bella. Tra 25 metri svolta a sinistra su curva Gomito sul via Monte della Croce. Ah, è questa sì. Ok. Solito panorama sugli Ugani, oggi più bello che mai. Solita salita su asfalto che vi risparmio perché è una noia mortale. Però sappiate che la traccia che ho fatto è molto semplice. Uno, per agevolare il tempo che non avevo oggi. Due, perché possa essere fruita da chi va con la gravel, chi va a piedi o chi va in mountain bike. Io oggi uso la trail bike, ma avrei potuto venire tranquillamente col cross country. È una traccia che possono fare tutti, ma soprattutto in tranquillità, perché non sempre bisogna andare a pedalare fulminati, no? Cioè, io capisco che adesso si tutti matti per Strava, le statistiche e far vedere il dislivello, però raga, godemosela un attimo, no? Mandatemi pure a fanculo, lo so. Contro la trina la traccia, si prosegue per questa pseudo strada forestale. Non lo sai mai dove. Yes, nel frattempo il fogliage che sta conquistando. Ara robette, ara che colori. Mamma. Il motivo per il quale sono qua oggi, anche in fretta e furia, è perché i ragazzi hanno detto che domani ci sarà una marcia, del cui adesso non mi ricordo il nome, che passerà proprio davanti alla cassetta, quindi è un'ottima occasione per portare avanti questo progettino che, insomma, caspita, se avete visto i video precedenti, insomma, no? Cioè, si è fatto strada. Non Strava, si è fatto strada. Ciao, prossima svolta a destra. Quando scappa il cane. Questa no? Sinistra. Tutto così, dentro e fuori dal bosco, sono 2 o 3 rampe che rompono le balle, ma si fa tutto tranquillamente. Bello. Senti che pace. Mamma. Chi l'avrebbe mai detto che nel giro di 8 mesi, 6 mesi, quanto tempo è passato, non mi ricordo neanche più, ci saremmo trovati a fare una cosa di questo tipo. Figo. Questo fa parte del grande
perimetro della mountain bike, unisce cose e persone senza un particolare motivo preciso. Nel frattempo voyage, poi avrà fatto in discesa sta qua, che forse sarebbe stata più interessante, però vabbè, sì, decisamente più interessante in discesa. Lavoro in corso. Prendi la prossima svolta a sinistra. Dove? Dove? Ah, qua. Ok. Ok. Fagianone. Fagianone. Viviozzo. No! Beh. Forse che sono. Allora proviamo con un pro zap. Su Pro Zap. Ciao, allora io sono esattamente nel punto dove ci siamo incontrati la prima volta. Ciao, sono qua. Più facile a dirsi che a farsi. Signori, ciao. È un piacere. Ciao, bello. Ciao. Bello, caspita, che è una giornata. Ma oggi è meraviglioso. Meraviglioso, che è ancora quel limego che dicevo, limego voi altri, quel limego in terra che però bisogna stare un po' su quelle rece. Ma fai sensibilità oggi. Ma certo! Ma sento cosa, vou via col cross country, Vito, no? Perché così sto tranquillo. Cosa ti conti detto? Però proprio... magari mi ciappa la vena, Vito, vou via comunque col full. Guarda cosa te l'ho portato dopo Veglia. N mesi. Dio caro, che così mi dopo. Adesso, esatto, Qua te lo la... cavo tutto in secondo step e dopo che tacco questa li fai fuori. Nel frattempo noi abbiamo preparato. Mamma che roba. Abbiamo solo da invidare. Che roba. Beh, mi sono commosso ieri sera con i messaggi, perché ho visto il risultato di una roba che l'era solo Ma non ti hai visto a ciaccole. Non ti hai visto il seguito però, perché il attaccato ieri alle 18:30 e stamattina vado su e un fantomatico AF 2025 pensa bene di segnarmi tutta le lavagnette. Vabbè, va bene. Ti rimane un po' aggressivo perché ho capito chi è AF, adesso lo aspetto perché di solito passa Ah, qua. ok. E già sistemato, riverniciato, colorato, a posto. Porca miseria, vabbè. Ehi, ciao cane. Ciao. Vieni ad annusarmi, dai. Vieni ad annusarmi, dai, sì. Tu sei un husky. Ciao tesoro, ciao. Questo sente, questo lei è il... Go mangia una barretta, no, adesso si fa le caramelle gommose Sì. con lo stesso contenuto dei gel. Sì. La go mangiare in parcheggio, molto probabilmente il suo fiuto il suo fiuto. Qualsiasi cosa sia commestibile. Ma questa è casa che devi comprare, rilevare, strutturare oppure qualcosa di proprietà negli anni? Dobbiamo comprare, abbiamo deciso di cambiare completamente situazione. Mi abitavo in lottizzazione sulla solita casa. Una vita normale come tutti, te che hai deciso di Sì. spostarti. E Damiano che nella nostra vita ha avuto dei ruoli importanti. Perché tra l'altro Damiano del Barbagianni? Damiano del Barbagianni. Ok. A sposarmi e dice. Sì, ha celebrato giù Che figo. le nozze, diciamo. E proprio lui. Guarda che è in vendita la casa qua di Antonio, cosa come. La casa, il podere, Cristo, perché Sì, lei è una roba fuori di testa. Un bel po' di terra. Cioè, ma cosa... E mi piace l'idea che il confine della proprietà è tutti i sentieri. No, quindi ho Sì. sempre fatto in bici, da piedi meno, ma tantissime volte in bici.
perché subito dopo che ho comprato la prima bicicletta, che era una Zofer in acciaio che probabilmente pesava 30-40 kg, Quando il PG pesava 30 kg senza motore. assolutamente sì, conosco una figura epica per il luogo, perché era partito il downhill qua e che c'era pochi eletti che praticava il downhill. Uno c'era Enrico Dalfitto e l'altro Ok. e l'altro c'era un personaggio epico, beh ovviamente sugli Ugani c'era Liam Beghin, e un altro personaggio epico c'era Ivanovic Battaglia, Ah, che si chiama Ivanovic proprio di nome. Ivanovic. Esatto. Di derivazione dell'est o proprio... Esatto, bella domanda, di derivazione sottolineo. Bilaga, italiano. Non c'era. Ah, ma ci sono passato vicino prima e non l'ho neanche visto. Beh, ero intento a guardare le Piere, scusa, ma la priorità era le Piere, quindi... Che figo. E quindi Ivanovic mi dice, No, guarda, vabbè. noi facciamo discesa. Madonna, dico, ma così veramente discesa, sì. E all'epoca avevamo, comprava delle bici, ti ricordo, le TRC. Ok. Quindi compriamo tutti questa bici, che è una potrella in alluminio. Ah, Pino? E Pino, ovviamente. sospensioni davanti 120, mi ricordo, forse 120, la doppia piastra che montava, che già era 3G, la forcella. Che Porca, a 120 doppia piastra, ti chiedevi, ma resisterà con un'escursione così lunga? Ok. E quindi caspita, e dice va bene dai, compro qua mia bici a discesa, voglio fare discesa, Dio mio, ma dove ti alleni tu? Cioè, noi altri partimmo da giù, che facendo il sentiero dei Carretti, ti che arrivi, sì, sì. alla fine, lui abitava esattamente lì, e dice portiamo le bici fin su alla casa bruciata, che è sopra qua, e quindi noi altri abbiamo fatto per circa 3 anni, mi avevo la fiesta, che già sempre col portabici, la bici su, finivo di lavorare, 18 e 30, arrivavamo su, spingevamo le bici da discesa che pesavano una tonnellata. Esatto. Davamo fin su almeno 3-4 volte, facevamo una discesa, Fantastico. ritornavamo su, un'altra discesa. Fantastico. E si passava esattamente qua, perché questa già era la discesa degli allenamenti. Quindi 30 e passa anni dopo. Che tra l'altro ho visto adesso che è una linea anche qua. Questa Questa sei la linea. è la linea, cioè. Ah, però... Quella è la chicken line. Esatto. Ok. Quella che ho fatto Questa prima. è la linea. Però da inesperto arrivando da là, quando ti arrivi lì, te concentri, te vedi solo queste. E adesso go... Qui Fede. Ah, grande. Damiano, devo mandare il messaggio, ti aspettiamo, facciamo. Tu che leggi il messaggio. Buongiorno. Ciao, ciao, ciao. Buongiorno. Pensavo che fosse col guante a forma della brusca, invece no. Piacere Nico, ciao. Anch'io ciao. che è unico, ciao. Davvero? No. Passato, Il primo è già passato. Sì, si vocifera sia già passato un vandalo. Le gas freggiato tutto attaccato ieri sera alle 6:30 col buio. Davvero, ma che bello. Oggi il personaggio con un sasso che mi gastrisce tutto. Davvero. E vabbè. Questo è il solito, bravissimo. E siccome sta anche in terzietà, il personaggio non passerà più. E se in voi questi sapete il nome e posti. cognome? Si è firmato AF 2025, E quindi? ma ora veramente capivo che è un boccione che passa per di qua quasi. Andrea Faedo. Non so se esiste. Questo non esiste. Ho registrato tutto, quindi andiamo a torno. Oggi tu che cercava Andrea Faedo. Andiamo a torno. Vabbè, sto boccione lo uccideremo con calma. Nell'ultimo, quello che ho piantato a Sarego, perché ne è un'altra, ho trovato nel libretto bello paesaggio, di cosa, gira pagina, ho trovato un cazzo disegnato. No, vabbè. Ho scritto perdi tempo in altre attività. La settimana dopo sono andato a guardare il mega disegnale di anarchia. Quindi c'è lei un fulcro dei messaggi e dei faide che si crea che le... Può diventare amici, secondo me. No. Poi anche la forbice. Guarda robe. Affrontare le passeggiate. Potatura di riporto. Mamma, dammi! Beh, scusa, posso stringerti a mano? Sì, No? robe. No, ma se tu ti cosa? girassi così che sentieri, che sei i sentieri puliti. Sì. Anche qualche morto, credo. No, ma no. Però questo... il dettaglio, stiamo lì a guardare tutto, Però in particolare potatura di riporto. sì, qua si vede il tecnicismo. No taglio Anche perché è l'unico brusco a riporto caso. di cui siamo in altre conoscenze, per quello dei Esatto. Ciao, buon giro. Ciao.
La potatura di riporto. Quindi siamo passati dalla bici a 30 kg alla potatura di riporto. Potatura di riporto. Le- Comunque, morale da favola, questo era il percorso di allenamento di Delle vostre DH. chi negli anni 90 già inizia il... Aspetta Bracci, che forse non sono stato così preciso. Ma come? Strano. Con tutti sti video, con queste misure. Vediamo come fa il giro intorno. Guarda robe. Ecco, Fantastico, sì, dai. fantastico, fantastico. Mi sono troppo grato di questa roba, te l'ho detto ieri, bello. Fantastico. Bisogna mettere una fotocellula quando uno passa la fa... No, ovviamente la foto Attira l'attenzione. Beh, grande. Così AF la prossima volta che passa, anche perché lì è il Meggiardino. Anzi, siamo usando il Meggiardino, a dire il vero. Attenzione, AF, non ti aspetta mia un futuro roseo. No, assolutamente no. AF. Gliel'ho già scritto su Facebook oggi. Ah, quindi si andava già a tirare le recce Certo, digitalmente? Sono andato pesante perché ho detto, signori, quando vi incassate con i proprietari perché vi chiudono i sentieri, ho detto, non incassatevi con i proprietari, incassatevi con il testa di cazzo di AF Che vi ha lascia scritto la sta roba firma. qua? Ho detto, comunque la prossima volta che passi vorrei anch'io lasciarti una firma in faccia. Mi sono molto accondiscendente, insomma, no? E vabbè, quindi cassettina messa, Bellissimo. All'interno che c'è tutto, c'è il perfetto. temperino, c'è la matita, c'è il... Ottimo. Ma il primo, scriviamo noi altri. Beh, per forza, fuori rotta e vado experience, una firma, un qualcosa. Buttemi, cioè Hai anche il leggio, Per forza, perdetevi nel vostro viaggio più bello. Ecco lì, Vai. il primo messaggio. Questo è il messaggio originale dei fuori rotta. Assolutamente sì. Che l'è, scusami? Perdetevi nel vostro viaggio più bello. Perdetevi. Scritto di pugno da... Enrico, che è il cofondatore, cioè Enrico ha dato tutto per fuori rotta. Fantastici. Adesso si sta... Firma però, Presidente, devi firmare, Presidente. no? Firma. Bravo. Adesso si sta un po' lasciando andare, si sta riprendendo, si sta riprendendo. Ciao. Sei tu AF? No. Ah, ok. Stiamo cercando AF che cercando, fa degli atti vandalici, non sei tu la tena ben perché lei rabbia. Fucile perché la gera per AF non abbiamo disattivato. Ciao. Comunque questa è Nico. la frase beh sì, assolutamente. Qua aspetta che devo qua fuori la firma. Ma io aggiungo quella dei Rosaga Trace che è molto simile alla vostra che ho scoperto. Fuori, mi piace tantissimo. Perdetevi, esplorate, state fuori. Ok? Perdetevi, esplorate, state Stati sulle strade forestali, allora va tutto bene. fuori. Allora, Nico, mi tocca Marco, grande assente. Lo Sagra Trace. Perfetto. Favoloso. Ripongo. Ecco, forse ti servirà, sai cosa? Un sacchetto. La data. Vai. Presidente, vicepresidente del Consiglio dei fuori rotta. 25 fra 2 mesi è Natale. E anche scriviamo il mese. Dio, O no? meraviglioso. Sì. Siamo quasi californiani, ci stiamo avvicinando alla California, ragazzi. Ho messo la data in corsivo, che è più fico. Fantastico. Sì, la bustina. Mettegla perché la me salva dall'umidità, che comunque sia la riva stesso, però la me salva dall'umidità e visto che ti sei qua uno sputo, perché la porti, anche quelle da freezer, Troppo di acqua. anche quelle da freezer, bravo, quelli, mica quelli di Mettiamo che. il sottovuoto, mettiamo il kit sottovuoto. Così almeno saldiamo bene. Fantastico, batti 5, Grande, Nico. grande, fantastico, ragazzi. Ti faccio vedere Fotonico, le sì. linee giuste. Sì, grazie. Adesso impareremo le linee questo sentiero qua, scusami, ma amico, le tracce fo angossa. Questo Le riveselle. le riveselle. Ah, tutto quello delle riveselle, perché Prendiamo parte del sentiero delle caprette. Oh là, vedo? È un altro sentiero importante per noi. Perfetto. Però molto poroso, quindi anche se piove non è proprio impossibile. Questo è il sentiero delle caprette. Se Ok. uno va, qua si imparava ad andare in discesa con le forcelle da 120. Mamma, E se te cavi, la storia della mountain bike dei iberici, cazzo, questa. Se te cavi il rigidone
Ok, te capivi la 3G sempre, perché all'epoca già era 3G, a cartuccia con Porca 5 centimetri che dopo in realtà sti misuravi già era 3. Fantastico. La forcella funzionava con gli elastomeri. Ah, ok, sì. E quindi tutti avevamo una collezione di elastomeri a casa che non usavamo mai, però li avevamo. Ah, sentiamo delle caprette. Non ho ricordi di averlo fatto, o forse l'ho rimosso, ma probabilmente me lo ricordaria. Ovviamente la linea questa, se non te vuoi morire, No, una volta si passava a destra. io facevo questa Una volta si perché passava a destra, seguito da Enrico Del Fito la prima volta, se ti rivito sali oggi. Sì. Se passa lui, va a passare anche a me. Fantastico. però adesso quella più semplice è questa. Sì? Destra, ovviamente non ti entri nel canale, te lo tieni a destra e ti salti su a sinistra. Oppure la storica. Sì. La linea. Quindi Sì. sempre con la forcella a 120 per avere una discreta emozione. Va cacà, siamo ancora dentro il tuo giardino. Io facevo tabacco a 120, serio ma questa. Io facevo con l'Olimpia. Questo. Con rigido? No, avevo la forcella a 5 Ah, ok. centimetri davanti. Fa che 5 vista. centimetri da 3G. Fa che vista. Avevi ieri già così evoluto perché mio hermano non abbiamo conosciuto subito a quegli anni. No, Ah, è un rapporto che è nato dopo? è nato Sì, dopo. in realtà. È nato in 2 step simpatici. Il primo quando i primi discesisti si trovava, siccome nel mondo della discesa comunque io sta sempre un bel legame con la beneficenza. Quindi una volta l'anno si trovava a Monteberico Ah, e si faceva una raccolta fondi per la Duchenne Parent Project, che era sostanzialmente un'associazione che seguiva le famiglie dei bambini con la distrofia muscolare. ah, E veniva giù sempre la Giovanna Bonazzi, che era campionessa italiana, Di nome, ma non di fatto. che era campionessa italiana, precisiamo. campionessa italiana di downhill e lei faceva anche il mondiale ovviamente, e lei era un po' la portavoce dell'associazione e si faceva street, che era una streetata per la vita, quindi con le bici da quello chi aveva che la è. bici da dirt, chi Ah, aveva la bici ah. da discesa da 50 kg, chi aveva una bici da downhill che poteva fare 18 mondiali di fila. Si iniziava lì sui gradini di Monteberico, quindi vinceva chi che saltava i gradini di Monteberico. Dopo si scendeva in piazza a Vicenza e Barboni compresi che dormiva. Barboni compresi che dormiva sotto il porticato. Boh, Esatto. Se ti trovavi a E saltavi scendere a tutto quello che era tutta a caso, saltabile. ok. in mezzo alla E gente. ops, un 4 cartoni, vedo una testina che sbuca, forse è Un sacco- meglio che droppiamo. finché te scendevi a Vicenza, che c'era la Villa Palladiana, la Basilica Palladiana, dove che cos'è il grottino giù, Sì, dove sì, il sì, bar sì, sì, storico, sì, sì. e lì partiva la seconda gara, quella importante, Grande. dove che veramente c'era gente che saltava completamente tutta la scalinata e atterrava sul piatto, se ti ricordi il Pippo, ad esempio c'era uno che saltava, e lì abbiamo fatto più volte. Adesso i ragazzi che ha riprovato 2 anni fa, che c'era un articolo sul giornale, i vigili chi a fermare. Sì. È stato fatto per anni e siamo divertiti tanto. E lì, Bruno Zanchi che sopra il Corrimano esatto, pluricentenario in pietra partiva da sopra ok, e lo percorreva lo tutto percorreva in bici. tutto il Corrimano largo 30 Ah, ok, col BMX? no, con No, BMX, con la bici da DH. con gli H. Vabbè, Era ok. uno un po' bravo. No, ma via. un po' bravo. E lì, Fantastico. la sera, a un certo punto, ci si fermava sopra al parcheggio di Monteberico e qui a sera c'è un personaggio talmente strano che fa il brûlé, che aveva tutto, ok? Ma aveva tutto, compreso un cappello da cowboy bianco, che dico, ma che cazzo sei questo sfigato? Dico, no, vabbè. E lì è stata la prima volta che ho visto questo personaggio particolare. La seconda volta Non sanno apprezzare. la seconda volta abitavo a Colloredo e caspita, che tutto Colloredo si è tappezzato dei volantini A4, smarrito pappagallo, se lo vedete avvisate il numero di telefono. Ho detto, ma sto deficiente, Ah, che lei è convinto che qualcuno che trova il pappagallo, pappagallo. intanto come che ti ho fatto perderlo, secondo, chi voto che venga. Per farla breve, dopo anni, io seduto in un ufficio a aspettare il mio turno, esce sto personaggio
è lo stesso che aveva il capello No, bianco, vacca cowboy, voi. lo stesso che aveva perso il pappagallo e quello che dopo assieme a me aveva fondato fuori rotta, che già è Enrico Francesco. Bellissimo. Fuori- Ma scusa, mentre te parlavi, sono stato distratto da un animale bianco che si passava. La capretta. Ma che le, che le capre! Quindi caprette per quello? Qua che c'è C'è. permanente delle caprette. Installazione permanente di capre, bellissimo. Robotizzate. C'è un trail di nome e di fatto. Fantastico. Queste sono delle capre miste cani, perché te vedi è così che viene fatte le coccole. Scusi, altro che barrette, altro che Enervit. Questa è l'essenza. L'essenza. Fantastico. Salute. Giornata finita. Posizionata anche la terza cassetta del diario di Boschi, l'ospitalità di Armando, Enrico, la Lice. Vabbè, fa lo stesso, indescrivibile. Che altro dirvi? Perdetevi, esplorate e state fuori. Bella!